Ciao bello, sono in diretta già, eh? Ah sì? Bene, bene. Io poi non so che cosa stia succedendo in Palermo. Ciao. Buongiorno. Ops, non l'ho vista. Siamo in diretta, Sì, sì. Ah, già. Salvatore, arriva. Sotto il parcheggio. Si può il motto, Perché l'ho messa. Ecco, come questa per esempio, stai guardando? La vedi? Arriva dopo un po', non arriva subito, La vedi? Come no? Lo vedi delle macchine camminando? Della gente che passa? Prego. No, no. Come? Ma dove Sì, dove sì, sta vabbè, andando? comunque già sta andando, dai. Hai tratti subito là. E via. No, no, sta andando, sta andando. Adesso metto la locandina di nuovo. Qua dovete andare a piedi. Ok, ci sentiamo, dai, ciao. Ciao, 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 in bocca al lupo, ciao. Sì, sì, sì. Però poi la macchina...
vediamo Facebook. Vicino dove ci sono... Mettiamo qua. Non ho visto. Poi chi è che c'è via Cattolica? Beh, andiamo a riprendere gli ex colleghi, Siete in diretta su Cronache Nuoresi, adesso. Tutto registrato quello che ho detto, che mai. Mettila un po' più dietro così mi si mette in testa. Preferisce mettersi qua davanti a una macchina e la deve spostare. Scusi, la riunione dov'è? All'interno? Devo andare là, lo vedo. La mette che vadano le macchine solo verso via Lucania, quindi la mette al giù. Ciao, sì. Ci stiamo portando nel piazzale dove sono riunite tutte le persone. Seguiamo il gruppo. Eccoci qua. Questa volta Noi invece è una manifestazione veramente con tante persone, molto numerosa. Opla. Il modello della regione, chiediamo dietro lì.
in meglio. Signorina? Siamo in diretta su Cronache Nuorese. Se prende il telefono lo può vedere. Nuoresi. Fate così. Eccola qua. Stavo cercando di Gini, dove c'è? Dentro, aspetta, dentro dove? Dentro la manifestazione, venite all'entrata. Cateria, ti avvicini alla testa del corteo, per favore, che mi serve una maglietta per una ritardataria. Alla testa del corteo, io sono tutta la sbaglia. Arriva con la cortesia. Tempi e mi trovo a non darmi i risultati dell'analisi complessa. Lei sta cercando solo. Allora, Sindaco, abbiamo una doppia manifestazione.
portando in piazza partecipiamo alla battaglia culinari della Sardegna che sulla possibilità per i cittadini di queste latitudini di usufruire di servizi in maniera conforme alla contemporaneità. Invece abbiamo una sanità che sostanzialmente la stanno chiudendo e abbiamo dei trasporti che sono paragonabili a quelli del se l'organizzatore non è importante, ma gli artisti. Piano, piano. Così ci vedono tutti, allora. Ciao Giordano. Carissimo. Attenzione.
Via con il muso. La farmacia Amatoriai oggi accompagna per il suo ultimo viaggio la sanità di San Francesco e San Camillo. Dispensiamo dalle condoglianze, grazie. Il Mandrolisai è vivo comunque.
Abbiamo la pazienza di aspettare. Poi Robè. La giacchina, la passolina, la giubbottina. Se vuole si un po' dovrebbero essere lì. A testa quantomeno lì. Messo. Grazie.
fatto in tempo a farmi la foto. Probabile, probabile. Che non se ne fa sentire? No! Cintura nera. La più pulita. Questo dottore, era piccolino, giovane. Sono appena arrivato. E poi Cazzaccia la fa. è sempre quello cambia per di ci tengo, guarda che ci tengo bravo, vedi, pensaci prima. Permesso? Permesso? Grazie. Voglio avanti. Inutile che le scarpe non La popolazione è diffusa, è affranta, il dolore è tanto, è grande, però dispensiamo dalle cose. Quanto? 35.000, guarda. Guardati lo spazio, abbiamo un chilometro.
non si tocca, la sanità non si tocca, la sanità non si tocca, la sanità non si tocca. E poi parlare di cerchiamo di allungare il corso così contattiamo. Pensavo prendere il treno. No, è all'inizio. Guardate.
Bene, bene. Dimmi. Lo so, però devo superare. Adesso li ho quasi superati. Sì. Sì, vabbè. Va bene, li ho quasi superati, Ciao. In diretta, siamo in diretta.
un incidente che è fuori programma. Poi arrivano le persone che
faccio adesso. Tutti hanno fatto il ricatto e si sono imputati dalla parte. Nell'altra ciao. Scusi signora. Mi scusi. È partita, sai, dall'RSU di base. Cioè, nei sindacati di base deve essere Scusi. prende quel ma quando stanno camminando no. Così. Però quando stanno camminando come faccio? Scusate, non avvicinate molto che
che c'è lo spazio per te, così.
facciamo un po' di interviste, ok? Il microfono l'hai preso? No, non ne ho io un microfono. Proviamo lo stesso, dai, tanto la voce. Non fai voce alta? Seguimi. Siamo qua perché la... Come mai qua? Perché siamo stanchi di aspettare per la sanità nuorese, perché dall'eccellenza siamo diventati sconosciuti totali. Questa è la situazione, ecco perché noi siamo qua. Ormai non fa stupore a nessuno che noi manifestiamo. Esatto, ennesima manifestazione, ancora niente. Niente. Quindi noi stavamo parlando con le colleghe e con le pazienti. Io che ho una malata oncologica, 2 immunodepresse e ancora devo andare a Cagliari se voglio, oppure tutto a pagamento. Questa è la situazione. Si arriverà a Cagliari a manifestare? Visto che a Nuoro non abbiamo sente. tutto niente. Ma a Nuoro, Speriamo di i nuoresi sono molto testardi, mi credi. Io sono convinto che se i nuoresi si muovono nel vero senso della parola, si faranno sentire da Cagliari, da Roma e dal resto dell'Italia. Questa è la situazione. Grazie. Andiamo, adesso cerchiamo un po' di giovani. Abbiamo qua 2 ragazzi. Ciao. Come mai qua? Per manifestare per la sanità. Quindi non è vero che i giovani si disinteressano? No, assolutamente no. Ma cosa pensate voi? Come secondo voi la situazione si risolve? È un po' difficile. Questa è la solita manifestazione che non porterà a nulla. Per i tanti ragazzi che sono in giro come voi, anziché essere qua, un messaggio, cosa dite? Di interessarsi all'attualità, riguarda tutti. Riguarda tutti, esatto. Personalmente avete trovato dei disagi all'interno del sistema sanitario nuorese? Da dove venite? Avete parenti, qualcuno che ha subito? Sì, c'è sempre una sanità abbastanza scarsa che rispetto a tutti. Cosa vorreste rispetto a questo sanitario di Sassari e Pistano? Noi sono più avanti, innanzitutto che non chiuda l'ospedale. C'è niente. Rispetto alla Sardegna. Grazie ragazzi. No, no. Però che nuoresi. Prima delle elezioni, Allora, non prima delle elezioni, in continuità rispetto alle altre. In fin dei conti... Alzi un po' la voce perché siamo senza microfono. Ah, ok. Allora, dicevo, una manifestazione che casualmente, diciamo, cade prima delle elezioni, poteva essere fatta e magari se ne faranno altre anche dopo, tant'è che a livello regionale è progettato proprio un raduno e una protesta collettiva unitaria a Cagliari, a brevissimo, credo nella prima quindicina del mese di ottobre. Qui la situazione del nuorese non fa che essere così grave da richiamare la necessità di insistere sul pezzo, perché uno può dire, ma dopo più di 20 manifestazioni, un'altra manifestazione, intanto io la caratterizzerei per la sua specificità, che è quella di una manifestazione che coinvolge i lavoratori del settore, tutte le sigle insieme, cosa che non si era mai vista perché il comparto sanitario è particolare, ha delle distinzioni specifiche, quindi il fatto di essersi raccolti insieme con obiettivi comuni deve essere apprezzato e anche il sintomo della gravità della situazione che fa superare qualsiasi barriera, divisione o differenza di atteggiamento. Lei è la referente per la CISL, molti medici che noi abbiamo sentito, abbiamo un po' anche noi giornali seguito tutta la crisi del sistema sanitario nuorese,
molti medici dicono ma a noi chi ce lo fa fare a venire qua quando noi per il rispetto anche come qualità della vita preferiamo andare altrove? Lei cosa risponde in merito a questo? E questo lo dicono i medici, perché io sento tanti medici che anche se ufficialmente non parlano perché c'è un bavaglio regionale, diciamolo, c'è un bavaglio regionale, però ufficiosamente dicono questo. Lei cosa risponde? Come si sta? Perché nessuno vuole venire a Nuoro? Perché nessuno vuole andare a Nuoro? Come mai? Chiaramente la mancata soddisfazione professionale e le difficoltà che ci possono essere. Dico, la mancata soddisfazione personale all'interno di un'attività svolta in presidi così in difficoltà è un freno grandissimo e noi non possiamo che riconoscere le ragioni di chi non viene a Nuoro, non si reca a Sorgono. Non possono essere, come dire, tutti con spirito missionario, ci devono essere delle norme che in pratica dispongano che quei posti che mettono a bando siano esclusivamente per quegli sedi ospedaliere che hanno particolari esigenze. D'altra parte i bandi che hanno fatto da poco evidenziano il numero di posti carenti in tutte le unità operative dell'ospedale, quindi significa che è un problema diffuso in tutti i reparti. Diciamo che ci sono tante caratteristiche che rendono difficile la vita in ambito ospedaliero oggi. Sicuramente l'essere pochi è la principale, cioè perché io devo sopperire alla mancanza di unità operative. Come potremo attirare medici dall'esterno? Certo, oltre alla vita di lavoro ci sono altre caratteristiche ambientali che potrebbero essere apprezzate da chi vive e magari lavora nel resto d'Italia, però vanno spiegate, vanno anche facilitate, per esempio favorire la ricerca di un alloggio a titolo pressoché gratuito potrebbe essere un incentivo da valutare, però è strutturalmente che mancano tanti aspetti. Grazie. Abbiamo qua Sebastian, Presidente del Consiglio di Nuoro. Oggi qua anche Nuoro è scesa in piazza perché avete diffidato anche la Regione. Noi abbiamo convocato... Come sindaci intendo. Abbiamo anche, io come Presidente del Consiglio comunale, ho inteso formalizzare anche la comunicazione di tutti i presidenti, di tutti i rappresentanti della città. Alziamo un po' la voce perché siamo un po' in diretta e c'è un po' un'atmosfera da baccano, giustamente. Dicevo, abbiamo voluto convocare appositamente il Consiglio comunale itinerante per testimoniare la presenza tutta formale di tutti i rappresentanti della città, per dare una mano a chi ogni giorno sta facendo questa battaglia per due diritti fondamentali, quello della salute e quello dei trasporti. E noi non intendiamo retrocedere neanche di un centimetro. Oggi oggi c'è anche una manifestazione anche davanti alla stazione ARS per i trasporti, perché siamo l'unico capoluogo e l'unico territorio della Sardegna e d'Italia ad avere ancora una ferrovia a scartamento ridotto. Ecco, cosa chiediamo in questo senso? Chiediamo niente di più che avere gli stessi diritti alla mobilità che hanno tutti gli altri cittadini sardi e cittadini italiani. Ci hanno preso un po' in giro anche dal governo italiano, nel senso che ci hanno messo anche la sul piano nazionale. C'è un concorso di responsabilità indubbiamente, non c'è la volontà politica, bisogna assolutamente invertire la rotta e questa manifestazione di popolo di piazza dimostra che bisogna invertire la rotta. Adesso siamo davanti al presidio dell'ASL, ci fermiamo qua e... C'ho un altro microfono qua. Aspetta un secondo. Cerchiamo di arrivare in Tanto metto questo. Grazie. Poi ci affideremo, aspetta. Se vuoi te la tengo io, No. Grazie, perché è stata una cosa un po' improvvisata. C'era troppo poco pubblico. Se salite su sta arrivando la bara. Sta arrivando anche la bara. Sì, dovete Lo difenderemo con la lotta, la sanità non si potrà. Spera che sta arrivando anche la bara. Te lo prendo io. Ah?
istituzioni regionali della Sardegna, perché tante sono state fatte più o meno finora una decina di manifestazioni, questa sarà la 10ª in tutto l'anno. Dove sono i candidati? Dove sono i candidati? Lo dica lei, dove sono i candidati? Dove siete candidati? Che venite a chiedere il voto? Cosa fate per la gente, per la popolazione, per chi soffre? Vergognatevi! Andiamo a vedere questa gara. Quindi è morta la sanità, abbiamo fatto il funerale oggi. Allora, dopo il funerale però qualcuno dice si risorge, speriamo che sia per far risorgere la sanità. Noi ci crediamo, ci vogliamo sperare. Ringraziamo intanto tutta questa partecipazione, vuol dire che è un tema molto sentito perché il diritto alla salute riguarda tutto il territorio nuorese, tutta la Sardegna. Quindi quanti siamo in piazza oggi? Oltre un centinaio. Oltre un centinaio, già. Ci teniamo ai numeri che ci danno Digos, diciamo così. Aspettiamo quelli, già noi dicevamo oltre 100 sarà un successo. Quindi. Ma non vogliamo essere blasfemi, però un po' faremo come il terzo giorno resusciteremo, secondo lei? Allora, noi ci crediamo, lo speriamo per i nostri figli, per i giovani di questo territorio. È per questo che noi chiediamo e rivendichiamo ancora una volta le linee guida per fare l'atto aziendale nelle ASL, di modo che questa è la ripartenza anche per avere assunzioni, perché con le assunzioni nel territorio possiamo garantire che i nostri giovani rimangano, possiamo garantire che da loro non vada via nessuno, perché noi vogliamo rimanere nel Nuorese e quindi chiediamo la sanità, le scuole, chiediamo di vivere sereni in questo territorio e con i nostri diritti, che chiediamo che questo governo, che questa regione, scusate, sempre un po' matrigna nei nostri confronti, ci illumini di immenso. Grazie, andiamo con una... tagliate dove no, siamo in diretta, signora. Grazie. E il bello è della diretta, chiudiamo anche con una frase poetica, andiamo a vedere cosa fanno i nostri sindaci che sono davanti alla sede provinciale, scusate, dell'ASL, quindi andiamo a vedere, magari il direttore Paolo Cannas li riceve, speriamo.
territorio. Daniela, la manifestazione di oggi evidenzia quanto i cittadini siano stanchi. Un territorio non solo per la sanità ma anche per l'economia. Io ho il telefono stamattina carico di chiamate di mamme che non riescono a vaccinare i loro bambini e mandarli a scuola. quindi mamme che non riescono a vaccinare, quante più o meno? Ne nascono 30 bambini all'anno, abbiamo 30 bambini da vaccinare, non c'è ufficiale sanità. Quindi in ospedale è un problema, si chiama sanità quotidiana. Non avete il dono dell'ubiquità, quindi adesso state andando alla manifestazione. Adesso andiamo alla manifestazione sulla mobilità. È un territorio che chiede risposte, un territorio che chiede servizi, un territorio che chiede soprattutto diritti. Che chiede risposte. C'è anche, appunto, stavamo dicendo che c'è anche la manifestazione per i trasporti davanti alla stazione dell'ARS, quindi una doppia mobilitazione che si muove parallelamente ma su un unico binario, cioè non abbiamo, per stare in tema, non abbiamo servizi, quelli che abbiamo sono stati completamente stroncati. Non andiamo? Andiamo. Grazie a voi per quello che state facendo. Non capiamo. Lui c'è in dichiarazione quando abbiamo fatto la conferenza stampa ha detto le cose che abbiamo detto noi. Di fatto la regione decide, mi sa che qua se non ci facciamo sentire bene. Come vanno adesso? Ragazzi, andiamo in stazione. No, non posso spegnere. No, aspetta, ma non ci stanno bene. Io sono verso il sindaco. Volevamo andare, adesso volevamo andare alla manifestazione. Un attimo, già partito, vabbè dai. Siamo in diretta, noi facciamo le cose in diretta. Benissimo, perché noi. Esatto, per questo. Adesso quindi un bilancio di questa manifestazione. Beh, mi pare chiaro che tutto il Nuorese, ma il centro Sardegna in generale, sia sceso in piazza per manifestare il proprio dissenso, la situazione di disagio, per essere trattati come una provincia non più di serie B ma di serie C. Oggi 2 manifestazioni sulla sanità e sul diritto a un trasporto dignitoso e uno spostamento in sicurezza nei territori si fondono in una protesta che deve arrivare dove si prendono decisioni per tutti. Ma io volevo chiedere una perplessità, perché secondo te il Nuorese è sempre il fanalino di coda di questa regione? Ma io credo che ci sia un calcolo cinico, gli abitanti sono sempre di meno e non c'è la volontà per garantire gli stessi servizi che oggi ci sono in altri territori della Sardegna. È chiaro e evidente a tutti che in tante diverse province della Sardegna oggi non ci sono le proteste che ci sono a Nuoro, e questo non è un motto di ribellione dei nuoresi, ma è una situazione di difficoltà che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Voi bittesi avete avuto una tragedia l'anno scorso, 2 anni fa, 2 anni fa, nel 2020. Chiedo scusa. Vi siete risollevati, quindi avete dimostrato quali siete, una grande determinazione. Perché non si riesce allora, faccio questo parallelo, perché i nostri governanti non riescono a risolvere questa situazione? Glielo dovete insegnare voi, glielo dobbiamo insegnare noi nuoresi. No, io non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, so che diciamo che problemi complessi hanno bisogno di soluzioni complesse, e allora bisogna cercarle, bisogna cercare di farlo con determinazione e anche con testardaggine, perché nessuno pretende che con la bacchetta magica si risolvano i problemi della sanità nel Nuorese. Sappiamo anche quali sono le criticità e noi siamo sempre a disposizione per dare una mano, però quando c'è una disparità nei territori così evidente come quella che stiamo vivendo oggi, è chiaro che questo sentimento di disagio diventa una protesta che poi contagia tutto il territorio. Quindi
non pretendiamo, ripeto, sappiamo che le soluzioni sono complesse, però vanno affrontate perché altrimenti la situazione precipita come è oggi la situazione della sanità nel mondo. Grazie. Adesso ci spostiamo da qua, lasciamo questo... Andiamo alla sessione. Sì, madonna. Andiamo, Chi sono? Ah sì, come sta? Bene, Gianpietro, siamo in diretta per Cronache Nuoresi e oggi è la morte della sanità, c'è anche Silanus. C'è anche Silanus, oggi siamo qua per testimoniare l'agonia dell'ospedale di Nuoro, mentre il presidente Solinas ha dichiarato che oggi sarebbe stato a San Gavino per porre la prima pietra per la costruzione del nuovo ospedale, quello di Nuoro sta morendo. Venga qua il presidente Solinas con l'assessore Mario Nieddu a dire a tutte queste persone che va bene e che la sanità funziona. Volevo chiederti i tuoi concittadini cosa ti dicono, che speranze hanno, cioè da voi ai sindaci cosa chiedono? Ai sindaci giustamente i nostri amministrati vengono per lamentare quelle che sono le inefficienze del sistema sanitario che tutti conosciamo. Più si va avanti ai problemi già noti se ne aggiungono sempre dei nuovi e questo noi lo registriamo quotidianamente, a partire dalla carenza dei medici di base fino ad arrivare alle inefficienze appunto che si registrano all'interno della struttura ospedaliera. Soluzioni al tavolo, soluzioni ne abbiamo proposto tantissime, ci hanno ascoltato anche il Consiglio regionale negli anni scorsi, ma niente di tutto ciò è stato attuato. Ci hanno promesso il potenziamento dell'ospedale San Francesco di Nuoro e conseguentemente del sistema sanitario dell'intero nuorese, ma ad oggi, come ho detto poc'anzi, registriamo sempre nuovi problemi. Grazie. Grazie a voi. Adesso proviamo a sentire, a vedere se c'è qualche giovane. Ci sono molti giovani. Ascolta, se vai un po' più su. Ci sono sfuggiti, i giovani sono veloci. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, perché siete qua? Perché vogliamo manifestare, perché non si chiude. Avete fatto bene, quindi non siete andati in giro. Noi non siamo andati a scuola Al oggi. cazzeggio l'avete lasciato? Sì, esatto, non siamo andati a scuola. Ne avete parlato a scuola di questa manifestazione? La scuola non ci voleva mandare, abbiamo scelto noi il nostro corso di venire allora qua. Diciamo il peccato ma non il peccatore. Esatto. Sì. Siete contente di aver partecipato? Sì, molto. Voi state sentendo il disagio di un territorio, soprattutto quanti anni avete? 16, 14. Siete diciamo nel pieno della giovinezza. Cosa vi auspicate per un futuro? Io spero che si risolva questa cosa perché non possiamo andare avanti così. Dove siete? Di Nuoro? Io di Posada. Ecco, e quindi voi ancora di più sentite il disagio perché dovete viaggiare ulteriormente per venire, qua. a curarvi e per aver usufruito dei servizi. Va bene, buona manifestazione. Grazie. Adesso state andando all'altra manifestazione. Sì. Allora vi seguiamo. Va bene, grazie. Ma non conviene poi perché poi non spostarti qua è un casino. Stanno suonando metronomo, andiamo qua. Io iniziavo qui, entravo qui.
poi andiamo a votare il sindaco che cosa? Ma dovranno venire senza la ma come cittadini? No, assolutamente. Scusate, chi sta parlando e chiacchierando del vero, noi siamo qui, stiamo cercando di fare un minuto di silenzio, chi non vuole partecipare è pregato di spostarsi dall'altra parte, grazie. Ecco. Interventi qua io alla stazione. Andiamo alla stazione. Alla stazione! Alla stazione c'è il microfono. E lì si può intervenire. Mauro, dite. Alla stazione c'è il microfono con le tasse, sopra il suo gradino. Mauro! Non qua non si sente niente. Io che andiamo alla stazione. Qualche sindaco che vuole intervenire, diamo la parola. Se discute di sono quelli Dunque, adesso la sanità è morta e speriamo che risorga. Adesso noi ci faremo un breve tratto e ci spostiamo alla stazione dell'Arst in concomitanza con l'altra manifestazione. È una giornata un po', diciamo, difficile da affrontare giornalisticamente, però diciamo, per stare in tema ci muoviamo su un doppio binario. Con noi si stanno muovendo anche altri manifestanti. Cronache nuoresi. Sì, non ti ho riconosciuto. Siamo qua. Ti sei diventata bionda. Siamo diventati biondi perché la sanità sta cadendo a pezzi. Lei cosa ci dice di questa? Ce l'hai? Cosa ci dice? Siamo in diretta perché siete qua come commercianti? Perché è scontato, perché abbiamo la sensibilità di capire che il territorio sta morendo, anche grazie a questa indifferenza che c'è proprio per il problema della sanità a Cagliari. E bisogna chiedere con forza, tutto il territorio deve chiedere con forza l'allontanamento da Cagliari delle persone
che non sanno fare il proprio lavoro. Però Bisogna chiederlo pochi commercianti. No, assolutamente. Cioè, Beh, pochi ce commercianti n'erano. purtroppo stanno rimanendo a nuoro grazie a questa crisi che il territorio sta vivendo, perché anche oggi abbiamo saputo della chiusura di 2 bar storici al centro di Corso, al centro di Nuovo. No, dico pochi commercianti alla manifestazione, perché, ce n'erano. c'erano tantissimi, hanno chiuso tutti i commercianti che hanno avuto la sensibilità di farlo, ma soprattutto che non devono, che sono autonomi, che non appartengono a catene che poi lavorano fuori. Quindi hanno grande adesione di tutti, grande unità. Grazie. Grazie a te. Ma sta andando bene l'attività? La stavo guardando. Stiamo andando bene, giornale online. La ringraziamo, la salutiamo. Bene, bene, adesso si sente. E questo mi telefona sempre tuo marito, ma dilli di no. Magari lunedì o martedì ce li hai. Adesso mettiamo la... metti la locandina. Ok. E quello che ti volevo dire, quando ci sono queste pause? Posso togliere l'audio? Toglio l'audio? Però sembra che è finito dopo. No.
di Ricronache Moresi, l'ex assessore Giovanni. È un momento dove tutti quanti dobbiamo convergere per un unico fine, non c'è né colore né maglia, assolutamente, dobbiamo tutti fare questa battaglia perché è giusto fare. Ma oggi un doppio binario, stavamo dicendo, per stare in tema, no? Con una doppia mobilitazione, quindi sì. Assolutamente. Pensate che servirà qualcosa? Ma speriamo che sia assolutamente un momento dove si possa cogliere un risultato. Sto dicendo, Giovanni Dettori, ex assessore ai lavori pubblici, oggi è rientrato come consigliere comunale al posto del compianto Michele Siotto. Sì. Questa amministrazione riguardo questi temi come si pone? Beh certo, noi siamo assolutamente sul campo e quindi dobbiamo anche noi fare la nostra parte, assolutamente. Siamo a favore ovviamente di queste battaglie e infatti siamo qua. Se cittadini di serie B, Moresi, rispetto al resto della Sardegna. Certamente siamo un po' trascurati, un po' abbandonati. E speriamo che questo appello arrivi a chi di dovere. Assolutamente. Adesso, grazie. Grazie a voi, saliamo un attimo. Abbiamo Fabrizio Becchi, assessore per Cronache Moresi. Quindi andremo in bicicletta, la pista ciclabile serve anche a questo, Fabrizio? Sì, sicuramente. La pista ciclabile serve per andare in bicicletta, per andare a piedi. Ma mi pare che oggi l'argomento sia ben più importante, era provocatorio. Certo, ce lo possiamo permettere. Ma speriamo di andare in treno. No, a parte gli scherzi, è un problema serio che oggi ancora Nuoro, nonostante abbia tanti pendolari, sia ancora in questa situazione. Assolutamente sì, non possiamo permetterci di andare avanti dopo 120 anni ancora con lo stesso treno e quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che arrivi il treno in un capoluogo di provincia così importante. La battuta della bicicletta ci sta, nel senso che sembra che la bicicletta sia più moderna dei treni che abbiamo noi a disposizione. Una bicicletta elettrica, quindi è sicuramente moderna. I nostri treni non sono moderni e non sono adeguati al periodo che stiamo vivendo. Quindi questa assemblea, questo incontro è... C'è molta cittadinanza oggi in piazza, quindi questi problemi sono sentiti. C'è molta cittadinanza e anche da molti paesi, da tutto il territorio, perché qua bisogna capire che riguarda tutto il territorio, tutta la provincia di Nuoro, l'Ogliastra, una parte della Galluda, parliamo di più di 300.000 abitanti, senza contare il flusso turistico estivo, parliamo di milioni di persone in transito in questa parte del nostro territorio e quindi non si capisce ancora come lo Stato e la Regione non prendano provvedimenti per renderci almeno contemporanei. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Allora, noi per stare in tema pedaliamo e andiamo a sentire qualche altra persona. Il problema è Da dove arriviamo?
Cominciamo. Da dove arrivate? Cominciamo questo momento molto importante per la comunità. Ragazzi, io voglio rivolgermi a voi perché la vostra presenza è fortemente simbolica. In questa piazza voi vedete tanti simboli, ci sono tanti simboli. Se li sappiamo leggere sappiamo capire come funziona la democrazia. E la democrazia funziona attraverso simboli, ma soprattutto attraverso la capacità di mostrare le idee che si pensano. E voi oggi, essendo qui, state dimostrando che volete essere partecipi di un processo che porterà la comunità di Nuoro a crescere. E non può crescere se queste battaglie non si combattono insieme, sia i giovani che anche le persone che non sono più giovani. Certo. Cioè, praticamente tutti questi simboli, ma soprattutto la vostra gioventù, è il simbolo più potente, perché la democrazia si basa sulla forza e voi siete forti, dobbiamo semplicemente imparare a lavorare insieme, lavorare assieme, che qui è una parolaccia in Sardegna. Lavorare insieme è davvero terribile perché succedono tante cose ogni volta che si usa quella parola, e invece oggi due manifestazioni si incontrano, quella per la sanità, importantissima, che da molto tempo vede persone impegnate a difendere la sanità, perché poi la domanda che dobbiamo porci è: non conviene a chi? Noi siamo dei numeri o siamo delle persone? L'articolo 3 della Costituzione dice che siamo tutti uguali, eppure qualcuno è più uguale di un altro se contano i numeri, e quindi la vostra presenza è una tutela al vostro futuro. Allora, perché siamo qui nella seconda parte di questa unica manifestazione? Perché è stata un'unica manifestazione, perché tutta Nuoro e tutto il territorio di Nuoro partecipa, perché finalmente abbiamo capito che per forzare chi può ascoltare, può fare, bisogna mettersi insieme, diversamente la tua voce è troppo debole, e la forza sta nello stare insieme. Mentre questa società vi invita a essere individualisti, noi stiamo rispondendo con un altro atteggiamento, insieme, in mezzo al vento, in mezzo al sole, scomodi, in piedi, una giornata insieme. Io voglio insistere su questo perché stiamo dando una lezione a chi non riesce a stare insieme per tirar fuori un'idea. Va bene? Allora, chi ha aderito a questa specifica manifestazione, che comunque abbiamo detto che è unica, divisa in due, sono due argomenti diversi, verranno affrontate con maniere diverse. L'associazione OTP, l'associazione industriale, l'associazione dei commercialisti, l'associazione dei confesergenti, la Camera del Commercio, l'Ordine degli Avvocati di Nuoro, le scuole, l'AMPI, l'associazione Nino Carmus, il Consiglio Comunale di Nuoro, i sindaci del territorio, la CGIL, la CISL, hanno aderito. Siamo qua insieme per parlare di un problema. Che cosa è questa ferrovia? Cosa stanno cercando di costruire le persone che usano la testa per cercare di fare una visione, per creare una visione che ci permetta di uno sviluppo sostenibile, perché poi ci insegnano gli sviluppi sostenibili, poi al lato pratico ci sono un sacco di ostacoli per applicarli, perché se noi puntiamo sulla gomma, la gomma non è sostenibile, il treno, l'alta velocità è sostenibile, quindi questa cosa toglierebbe tutto il territorio dall'isolamento, collegando Sassari, Cagliari, Nuoro, Olbia, i punti principali, nevralgici della nostra terra. Quindi bisogna continuare, perché poi bisogna essere continui, ragazzi, non serve l'amministrazione. Ci siamo spostati un attimo perché siamo in diretta, quindi il bello della diretta è questo. Stavi dicendo, Fabrizio? Allora, noi... Aspetta, volevo fare una premessa. Voi siete una voce importante come associazione, perché tu sei anche all'opposizione, hai fatto tante battaglie, quindi siete qua oggi perché... Noi siamo qua perché vogliamo che la gente si renda conto che stanno cancellando il centro Sardegna, ma non solo per quanto riguarda la sanità, i trasporti, la ferrovia, anche per quanto riguarda l'industria. L'effetto ciambella si sta perpetrando a dismisura e stanno generando un vuoto che probabilmente tra qualche anno sarà anche incolmabile. Chiediamo la partecipazione di tutte le forze politiche, sociali e soprattutto della gente comune del centro Sardegna.
Si ferma oggi la protesta secondo te? Ho i miei dubbi, io credo che ci sarà continuità obbligatoriamente, perché poi dobbiamo capire che risultato scaturisce questa manifestazione. Grazie. Grazie a te. La partecipazione soprattutto ci sono tanti studenti, ringraziamo veramente le scuole. Adesso c'è Claudio Solina di questa città che hanno dato un grandissimo contributo per poter dare forza e per poter rivendicare un diritto alla mobilità che è riconosciuto dalla nostra Costituzione e che purtroppo nella nostra provincia e in tutte le aree interne della Sardegna non è assolutamente riconosciuto. Voi sapete benissimo che Nuoro è l'unico capoluogo di provincia in Italia e in Sardegna a non avere la ferrovia a scartamento ordinario ferrovia dello Stato. Siamo connessi a Macomer attraverso uno scartamento ridotto che risale al 1889. Sono passati 133 anni e noi continuiamo a non avere l'accessibilità ferroviaria che tutte le regioni e tutte le province italiane hanno, ed è una grande vergogna nazionale, non solo regionale, nazionale. Matera, vi voglio ricordare che Matera è un capoluogo di provincia che è in una regione che ha 1 milione di abitanti in meno rispetto alla Sardegna, è riuscita ad aggiudicarsi lo scartamento ordinario, un collegamento ferroviario con la linea nazionale e con l'altissima velocità che arriverà in Puglia, perché nel 2026 si potrà percorrere Bologna-Bari in 5 ore e 10 minuti e invece noi abbiamo un treno che ci porta a Macomer in 1 ora e 16 minuti. È una vergogna! Perché noi per poter arrivare a Cagliari, il capoluogo dove ci sono anche le strutture regionali della sanità, per poterci spostare a Oristano ci impieghiamo per Cagliari quasi 3 ore e 20, per Oristano ci impieghiamo 2 ore e mezza. È una vergogna che le aree interne della Sardegna non abbiano ancora le ferrovie dello Stato e che dobbiamo continuare ad avere AST che gestisce questa linea e che non la vuole cedere. Ed è una vergogna, perché noi da 5 anni che ci battiamo per questo. E abbiamo fatto sì che la scheda su Nuoro per trasformare questa linea che abbiamo dal 1889 e che è stata modificata appena, ma va a 40 km/h di media, perché va a 40 km/h di media, noi abbiamo fatto sì che si preparasse una scheda da un docente della facoltà di ingegneria di Cagliari, che è qui presente, a cui darò la parola, e che questa scheda è stata poi inviata dalla Regione al Ministero Infrastrutture e attende ancora l'esito. Dopo 17 mesi stiamo ancora ad aspettare, mentre in tutte le parti d'Italia 28 miliardi del PNRR vengono investite dappertutto. Noi rischiamo, se non passa questa scheda, di non avere neanche un centesimo dei recovery fund, neanche un centesimo, perché non ci sono altre schede se non questa che ci collega alla Sardegna e che collega tutti i capoluoghi e porti al centro Sardegna. Perché ieri parlavo con una personalità importantissima e mi diceva: ci sono tanti musei a Nuoro,
ci sono tante attrazioni e io gli ho risposto, ma non abbiamo l'accessibilità! Non abbiamo l'accessibilità ferroviaria! E siamo costretti a utilizzare il pullman! E siamo costretti a utilizzare auto! E costringiamo i giovani ad acquistare un'auto anche dopo la laurea e li indebitiamo, gli togliamo la possibilità di lavorare, gli togliamo occasioni di lavoro, togliamo anche ai giovani la possibilità di restare nelle aree interne della Sardegna che si stanno depauperando dei servizi essenziali che sono i trasporti, la sanità e la scuola. Passo la parola a Gianfranco Fancello. Allora, dimenticavo, prima tra chi ha aderito ho dimenticato i sindacati dei medici e le associazioni sportive, chiedo scusa, lo faccio subito, perché volevo dire, tutti insieme stiamo cercando di far sentire la nostra voce. Ripeto, non sarà l'ultima volta che sarete convocati. Ci saranno altri momenti in cui sarà necessario scendere qui in piazza nuovamente per sentire la voce. Dobbiamo recuperare le piazze, dobbiamo recuperare la piazza per far sentire che noi cittadini, a prescindere dallo schieramento politico, vogliamo cambiare le cose. Io passerei la parola a Gianfranco Fancello, che è il docente universitario, che vi spiegherà in modo meno tecnico possibile in cosa consiste la scheda di cui parlava Claudio Solinas, che è un po' complessa, ma Gianfranco è brevissimo a comunicare, in breve tempo vi spiegherà in cosa consiste il progetto e quanto costa la collettività. Sì, grazie a tutti. Abbiamo predisposto una scheda, ma non perché fosse l'ennesima occasione per andare a richiedere i fondi, perché il PNRR parlava esattamente di finanziamenti e fondi per realtà esattamente come quelle del Nuorese e del centro Sardegna. Vi leggo, e lo leggo perché non voglio dimenticare neanche una parola, cosa c'è scritto alla base del riconoscimento del PNRR all'Italia. Dice questo: la Commissione europea ha sottolineato che la crisi socio-economica derivante dalla pandemia comporta il rischio di accentuare le disparità regionali e territoriali all'interno del Paese, esacerbando le tendenze divergenti tra regioni meno sviluppate e quelle più sviluppate, tra le periferie sociali e il resto delle aree urbane. Richiede quindi politiche mirate per evitare questo rischio. Quindi, aggiunge, gli investimenti dovranno avere particolare attenzione verso quei territori meno collegati e saranno volti a colmare il divario fra nord e sud, fra aree urbane e aree interne e rurali del Paese. In questo modo favoriranno la coesione sociale, la divergenza economica e la convergenza economica fra le aree del Paese, uniformando la qualità dei servizi di trasporto. Questa roba l'ha scritta l'Unione Europea quando ha riconosciuto i fondi PNRR. Ditemi se non sta parlando di questo territorio. Forti di questo abbiamo allora con Claudio presentato una scheda alla Regione che parla di 3 elementi essenziali. Il primo è l'adeguamento della linea Nuoro-Macomer nel tratto tra Borore e Pratosardo, perché l'interesse è quello di collegare questo territorio con la linea tra Cagliari e Sassari, quindi con la dorsale sarda, adeguamento di una linea che esiste già dal punto di vista infrastrutturale, ma come Claudio vi ha detto non funziona male e non è concorrenziale con l'auto dal punto di vista del servizio. La adeguiamo e diventa una linea a scartamento ordinario. Costo dell'intervento, ricordatevi queste cifre, costo dell'intervento non stimato da noi ma stimato dal proprietario della linea, 120 milioni di euro. A questa ci aggiungiamo il fatto che diamo finalmente la possibilità a questa città di avere una linea, un tram veloce che connetta questo punto, questa stazione intermodale con la linea alla stazione di Pratosardo, creando una metropolitana leggera a un tram veloce che sia moderno, adeguato ai tempi, che sia sostenibile, che sia esattamente quello che l'Europa chiede per il 2035, per il 2050 sull'agenda 2030 e sulla decarbonizzazione, cioè dare alle città di medie dimensioni finalmente un sistema di mobilità sostenibile.
costo di questo intervento, sapete quant'è? 90 milioni di euro, 90 più 120 sono 210 milioni di euro. Bene, noi con 210 milioni di euro chiediamo l'infrastrutturazione e la possibilità che Nuoro abbia una ferrovia. 210 milioni di euro è l'1%, è meno dell'1% della dotazione complessiva nazionale. Nuoro non sta chiedendo la Luna, sta chiedendo meno dell'1%, perché stiamo parlando di 25 miliardi di euro sulla mobilità sostenibile, meno dell'1% rispetto al totale. Ditemi voi se questa è una richiesta capacinaria oppure una richiesta che si basa su quelle premesse che vi ho letto, che parlano in pieno e che sono sostenibili. A questo abbiamo aggiunto un altro elemento di prospettiva, ovviamente, che è quella di chiudere la rete e fare in modo che da Nuoro si possa arrivare a Sinistora e ad Olbia, finalmente garantendo quel sistema rete che non è funzionale solo a Nuoro, che non è funzionale solo al centro Sardegna, ma che è funzionale a tutta la Sardegna, perché mette in collegamento i porti con gli aeroporti. Abbiamo stimato dei tempi di collegamento che sono fra i diversi ambiti della Sardegna, sono concorrenziali con l'auto privata, mette in collegamento le principali città, i principali poli produttivi, le zone industriali e quindi dà finalmente a Nuoro una risposta in termini di infrastrutturazione. Sapete qual è l'ultima infrastruttura di grande rilievo che è stata realizzata in quest'area? È la 131 DCM, programmata e pianificata negli anni 70. Nuoro è 50 anni che non vede completata, il nuorese non vedono completata una grande infrastruttura di trasporto. Dopo 50 anni sarà arrivato il momento di chiedere questo 1% rispetto al totale? Io penso di sì. C'è un rischio, e chiudo, c'è un rischio importante, è una trappola sulla quale non bisogna cadere. Molti detrattori di questo progetto ci dicono il sistema non si regge da solo, è un sistema che non ha domanda, ha poca domanda, non costa troppo rispetto alla domanda che soddisfa. È cambiato il modo, il PNRR ce lo sta dicendo adesso, i sistemi di trasporto, soprattutto sulle aree deboli, non debbono essere valutati per la loro redditività finanziaria, se convengono o non convengono. Ha un peso di natura sociale enorme, e questo è un elemento, ecco perché io dico che questa non è una battaglia di accessibilità, non è solo una battaglia di accessibilità a Nuoro, è una battaglia di dignità di un territorio, una battaglia di dignità di un'intera isola, perché è l'intera isola che viene penalizzata in questo, e questa dignità voglio vedere se vale almeno quell'1% rispetto al valore nazionale. Grazie. Allora ragazzi, vi voglio rinvitare, vi voglio dire solo questo: non delegate a nessuno le vostre battaglie, insieme dovete combattere, devono sentire la vostra voce insieme. Per questo vi invito davvero a stare attenti a tutti i passaggi. Queste manifestazioni pubbliche danno la parola a molte persone, ognuna delle quali deve dirvi qualcosa di importante che compone questo mosaico. Questa battaglia non è solo la battaglia di Nuoro, è la battaglia di tutta la Sardegna. Io sono di Cagliari e sono qui per dire che noi abbiamo bisogno che qui ci sia la sanità giusta e ci siano le infrastrutture giuste, perché voi giovani non siate costretti ad andarvene. Io faccio una trasmissione, si chiama Sentidu, parlo con i giovani e i giovani mi dicono non vogliamo andarcene, e poi aggiungono speriamo. Togliamo la speranza, facciamo sì che sia concreta, non una cosa così. Dovete lottare, non dovete avere paura di noi adulti. Noi adulti purtroppo siamo complicati. Voi soltanto insieme potete darci una mano a fare le cose migliori. Io chiamerei Roberta Calcina, esperta di mobilità, portavoce di Ubermat. Ora vi spiega alcuni dettagli. Roberta è andata via, vedete, aveva il pullman che la doveva portare dove? A Olbia, e siccome non sapeva come andare se n'è dovuta andare, non è potuta rimanere. Questo è uno degli ostacoli. Adesso chiamerei Daniele Seglias, ex direttore di Rete Ferroviaria Italiana, sede Sardegna, è stato direttore per 17 anni, e ti chiediamo, spiega perché. Buongiorno, come ha detto il collega giornalista, io sono stato direttore di RFI a Cagliari per 14 anni, non 17. E niente, mi sono appassionato a questo
nuova linea moderna e sicura per Nuoro e per Borore, come ha detto Francello, perché mi sono reso conto che effettivamente manca una infrastrutturazione ferroviaria valida e che sia al passo coi tempi. Gran parte delle ferrovie sarde sono nate a fine 800 e sono diventate col tempo obsolete, comprese una parte anche delle linee del nord di RFI. Ad esempio ci sono le tratte fra Chilivani e Monti che avrebbero bisogno di un ammodernamento ancora, però quelle sono comunque portate a standard di sicurezza da parte di RFI. Vuol dire che RFI garantisce assolutamente che lo scartamento sia corretto, che non ci siano problemi di binario, garantisce la sicurezza e la possibilità di viaggiare sicuri su tutte le linee, cosa che io non credo che ARST faccia, perché onestamente vedo che quando ci sono problemi il sistema che viene adottato è quello di limitare la velocità. Ora è chiaro che lo standard di velocità che noi vorremmo attuare fino adesso in RFI è di 150 km/h, che è uno standard di velocità ottimo e che è quello che c'è praticamente su tutte le linee non ad alta velocità in tutta Italia. Questo consente dei collegamenti ottimali anche con una linea semplice binaria. Quindi quello che posso dire è che anche la linea da Nuoro al collegamento con una linea ferroviaria di RFI dovrebbe avere quegli standard: scartamento ordinario, 150 km/h di velocità di tracciato e possibilmente la trazione elettrica. La trazione elettrica che sta per essere adottata anche nelle linee di RFI fino a Oristano per ora. Se la potessimo portare fino a Nuoro sarebbe ottimale. ARST questa cosa non la farà mai, perché? È semplice, perché se dovesse adeguare lo scartamento della linea attuale sarebbe costretta a ricomprare tutta la flotta di treni, cosa che Trenitalia invece si trova già disponibile. Quindi è chiaro che la prima cosa da fare è fare l'accordo affinché ARST passi la gestione e la proprietà della linea a RFI. Questo consente di estendere la rete nazionale di interesse nazionale anche alla linea per Nuoro e quindi di poter usufruire dei finanziamenti di RFI che non sono quelli risicati della Regione Sardegna. Grazie. Allora ragazzi, fra poco tocca a voi. Chiameremo i rappresentanti fra poco di tutte le scuole. Pensate, mi hanno dato questi numeri, ci sono qua almeno 500 ragazzi, forse qualcuno è andato via, però nella manifestazione dalla mattina c'erano almeno 500 ragazzi. Guardate che avete dato una risposta straordinaria, grazie. Fatevi un applauso, c'è bisogno di voi in questa battaglia, credeteci. Anzi, vi faccio una proposta: perché non scriviamo tutti assieme una lettera al Presidente della Giunta regionale e gli chiediamo di darci una mano in questa battaglia? Io non faccio politica, preferisco scrivere lettere. Scriviamo una lettera e gli diciamo: signor Presidente, perché, senza polemica, chiediamo perché non ci dà una mano in questa battaglia? Cosa impedisce che questa battaglia trovi compimento? Proviamo. Allora io farei parlare Michele Vacca, che è portavoce UTP, cioè Utenti Trasporto Pubblico Sardegna. Vi giuro che parleremo poco noi adulti, dovete parlare di più voi giovani. Grazie a tutti, io sono arrivato da Cagliari espressamente perché ci credo in questa battaglia, che è una battaglia per tutti. Io sono dovuto partire alle 6:30 perché se no non avrei avuto altri collegamenti, quindi mi sono dovuto svegliare alle 5. Il viaggio è durato 3 ore e 13 minuti, di cui mezz'ora persa
da Borre fino a Bortigali per arrivare fino a Macomer, scendere dal treno, e per fortuna che sono giovane, non stava piovendo e non avevo bagagli, cambiare treno e poi arrivare a Bortigali dove la bretella della nuova linea si sarebbe innestata direttamente. Solo da Macomer a qui ci ho messo 1 ora e 18 minuti per un percorso che è vicinissimo. È assurdo continuare a tenere la ferrovia in gestione all'ARST, che per tanti mesi o addirittura anni ha tenuto le ferrovie chiuse per lavori che non ha fatto, cose che sulla rete ferroviaria italiana non sono mai successe. Non è mai successo che una ferrovia rimanesse chiusa 2 anni e 4 mesi come la ferrovia Mandas-Cagliari, o mesi come è rimasta chiusa questa ferrovia, con le persone che sono state costrette a comprarsi la macchina e poi ovviamente non è che te la riprendono indietro, a quel punto tu ce l'hai sul groppone. Non è possibile vedere così tanti incidenti e così tante persone che non riescono nemmeno ad andare a lavoro in tempi decenti. Tenere le ferrovie all'ARST non è un vantaggio, perché dovranno addirittura costruire 3 depositi, uno a Macomer, uno a Sassari e uno a Monserrato, mentre invece Trenitalia ha già i suoi depositi e la manutenzione dei treni, se le ferrovie venissero cedute a RFI, potrebbero farlo in quello che c'è già. Non c'è nessun vantaggio che la Regione continui a lasciare queste ferrovie all'ARST, se non per l'ARST che prende i finanziamenti. Grazie a tutti. Allora scrivete anche all'ARST, non so, scrivete anche all'ARST e chiedete perché sta succedendo questo. Allora, ho lavorato con i ragazzi, vi dico le scuole che hanno aderito: l'ITS Francesco Ciusa, il classico di Nuoro, lo scientifico di Nuoro, le magistrali, il Chironi, il tecnico. Qualche ragazzo ha chiesto di parlare, noi volentieri gli diamo parola. Vediamo ragazzi, dobbiamo fare un'elaborazione politica. Cos'è un'elaborazione politica? La capacità di fare sintesi e capire quali sono i punti da colpire quando si fa una battaglia, non in senso violento, in senso di dove dobbiamo operare per raggiungere il risultato. Io chiamerei subito Stefano Marongiu del Ciusa qui. Vieni Stefano. Abbiamo smarrito Stefano, dove sei? Fammi un cenno che ci sei. Va bene, passiamo al lato, poi dopo Stefano parlerà dopo. Ah, eccolo, Stefano, sei tu? Allora io farei parlare Mattia Mossa del classico di Nuoro. Vieni Mattia. Poi Stefano cercatelo, chiamatelo al telefono. Mattia, allora, intanto complimenti, perché io non faccio neanche una domanda, perché secondo me ti lascio il microfono e parli di quello che devi dire. Buongiorno a tutti, io sono Mattia Mossa e parlo stamattina in rappresentanza degli studenti del liceo classico Giorgio Asproni, perché desideriamo che anche la voce di noi studenti venga ascoltata. La provincia di Nuoro si trova in grave difficoltà, data la poca attenzione dei politici che trascurano le nostre esigenze. Noi studenti pendolari siamo costretti a viaggiare con pullman obsoleti e poco efficienti di numero. Basti pensare che più volte, quando ha piovuto, l'acqua entrava addirittura all'interno dei pullman, oppure molte volte siamo stati costretti a viaggiare in piedi. Non possiamo usufruire di treni che ci garantirebbero comunque un modo di spostarsi molto più efficace e veloce. Addirittura basti pensare che a Nuoro l'unico treno presente è la Littorina, che poteva andare bene negli anni 30, ma non nel 2022. Tra l'altro questo problema è un problema sia di noi liceali ma anche di coloro che vanno all'università. Infatti gli universitari hanno gravi difficoltà a spostarsi come tutti i giovani per arrivare ai porti e agli aeroporti, perché non c'è un sistema di trasporto efficiente, neanche con i pullman in realtà. Noi giovani siamo molto delusi da questa situazione e soprattutto da decenni di promesse andate al vento. Basti pensare che Nuoro è stata esclusa dal piano di rinnovo 2022-2031, dal piano di rinnovo del sistema ferroviario, mentre nel resto d'Italia vengono ancora spesi milioni di euro per treni già all'avanguardia e noi, ripeto, rimaniamo ancora con la Littorina. Come se non bastasse, siamo addolorati anche per la situazione compromessa, per la situazione sanitaria gravemente compromessa. Carenza di personale medico e infermieristico, mancato utilizzo delle strutture esistenti, incapacità o mancata volontà dei politici di utilizzare al meglio le risorse
causano turni massacranti di medici e infermieri, liste d'attesa infinite e malcontento dei pazienti. E questo malcontento poi si diffonde a tutta la popolazione. Noi ci chiediamo, cosa volete che facciamo? Dobbiamo per forza andare via dalla Sardegna? Perché sempre più giovani vanno via, perché vogliamo vivere una vita qualitativamente migliore e vogliamo poter lavorare dignitosamente. Noi siamo qua ancora oggi, nonostante le nostre parole non siano state ascoltate tante volte, e ci auguriamo che tutta la situazione possa cambiare e che nel futuro possiamo godere di ciò che ci spetta. Grazie. Allora, volevo dire ragazzi, per esempio Mattia ci fa venire un'idea, per esempio eleggete dei rappresentanti e fate un'assemblea. Fate in modo che controlliate ogni passaggio di questa battaglia, le scuole insieme, un'assemblea, fate sintesi, lì è il segreto, insieme, sintesi. Io chiamerei adesso Elias De Murtas, dello scientifico, che rappresenta la sua scuola. Dove sei? C'è Elias? Non c'è Elias? Allora chiamo io, perdonatemi, faccio io, scendo. No, non potete essere qui e non dire quello che pensate. Vieni, tu, quel cazzo non serve, vieni, fatele un applauso. Adesso, vieni. Allora, cosa pensi di tutto questo? Vale la pena? Fare questa cosa? Sì. Sì, perché dobbiamo andare avanti, perché abbiamo bisogno di mezzi di trasporti adeguati per poter lavorare e per poter avere un futuro scolastico. Grazie, dite la vostra sempre, non impedite agli adulti di togliervi la parola, non permettetelo mai, con modi democratici, garbati. Ok, adesso io chiamerei i sindaci che sono, diciamo, iscritti a parlare qua davanti. Tutti, va bene. Allora io non so quali sindaci ci sono, quindi venite voi autonomamente qua davanti. I sindaci. Sì, io non li conosco tutti, quindi venite qua tranquillamente. Io chiedo che voi veniate perché è importante che vedano un'altra parte della battaglia, quella dei sindaci. Alcuni di loro hanno portato la bandiera, vedete che hanno la fascia, quella fascia non è messa a caso, loro rappresentano la loro comunità, rappresentando la loro comunità sono parte della battaglia. Andrea. Ciao a tutti, buongiorno. Lo volete il treno? La volete una sanità che funziona? Vi volete battere con tutte le forze? Oggi è solo l'inizio. Oggi è solo l'inizio e ringrazio tutti coloro che hanno organizzato sia la manifestazione sulla sanità, sia il Comitato Trenitalia per la battaglia sul treno, perché è una battaglia contro le diseguaglianze, perché noi non siamo uguali qua. A noi ci stanno trattando come diversi. Ci stanno chiudendo l'ospedale e non esiste più la sanità nel territorio. Hanno chiuso gli ospedali del territorio a parte il San Francesco. Non arriva il treno nonostante ci siano le risorse e nonostante ci siano solo 200 milioni di euro da spendere che sono previsti dal PNRR. Noi non siamo nelle stesse condizioni degli altri territori della Sardegna, noi non siamo nelle stesse condizioni degli altri territori d'Italia, a noi ci stanno emarginando, ci dobbiamo ribellare! Noi faremo tutto quello che occorre per ribellarci, ci metteremo tutte le energie possibili e immaginabili. Non accettiamo di pagare le tasse come alla stessa maniera degli altri territori e di non avere i servizi degli altri territori. Noi non vogliamo accettare di andare a Cagliari in 4 ore o a Sassari in 3 ore senza servizi moderni e contemporanei.
Questo favorisce solo chi ha i soldi e noi soldi non ne abbiamo. Li vogliamo avere se ci danno i servizi. Noi vogliamo investire per far sì che i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti vivano qua, perché il nostro è un territorio meraviglioso, il territorio del centro Sardegna, il territorio della zona interna della Sardegna, è il cuore della Sardegna e come il cuore va trattato. Adesso sto improvvisando, sindaco di Siniscola, buongiorno a tutti. La parola che va di moda ultimamente è spopolamento. Spopolamento, per forza, ma chi di noi continua di questo passo? È impossibile. Io vi dico Siniscola, il tratto che c'è, Siniscola-Ulbia, Siniscola-Nuoro è lo stesso tratto. Ma dico io, questo treno che sta passando, riusciamo a fermarlo? Ci stanno togliendo fuori da tutto, dal ZES, da ovunque, noi non esistiamo più purtroppo e questo me ne dispiace, perché veramente questa è un'occasione che bisogna prendere e non bisogna perderla assolutamente. Io mi auguro, vedo tanti studenti qua, mi immagino chi viene da Siniscola e sta in piedi nel pullman, me lo immagino, io mi immagino come si viaggi, io mi auguro che questo succeda. Buongiorno a tutti, grazie. Io ho iscritto a parlare Angela Testone di Dorgali, sindaco di Dorgali. Forse non c'è? E Daniela Falconi, sindaco di Fonni, non so se c'è, poi non so. Vieni. Sì, facciamo un po' sintesi perché comunque guardate, questa fascia va oltre la persona che parla, rappresenta un'intera comunità. E la cosa bella, tutti i simboli che vedo, i simboli dei sindacati, delle associazioni, dei partiti, tutti insieme, è una parola magica. Sì, tutti insieme. È stata una giornata molto importante perché dalla lamentela stiamo passando alla partecipazione e ricordatevi che se saremo ancora molti di più, perché nei nostri paesi ancora c'è gente che non si è mossa, il risultato è a portata di mano. Dobbiamo sconfiggere la delega, occorre essere presenti in massa, perché solo così si avrà la consapevolezza che non sono 4 gatti a protestare, oggi c'è un bel segnale, ma deve essere qui la provincia di Nuoro, i cittadini, tutti gli amministratori, tutte le professioni, perché qui non si sta facendo una battaglia per una persona o per un gruppo, si sta facendo una battaglia per impedire la morte di un territorio, la morte, perché quando si toglie a un territorio i servizi fondamentali, la salute, si dà un colpo all'istruzione con la privatizzazione, si dà un colpo al lavoro con la distruzione e la desertificazione anche industriale e poi non ci si concede di muoverci come tutti i cittadini del mondo. Cosa si vuole? Si vuole che andiamo tutti in città, si vuole che quest'isola si accorpi attorno a Cagliari e a Sassari. Allora questa è una scelta suicida, perché allora vuol dire che anche Sassari e Cagliari salteranno. Noi siamo perché la gente resti laddove è nata, e se si vuole postare lo faccia volontariamente, non perché è costretta, perché non ci sono servizi. Aggiungo una cosa, ne parlavo prima con l'assessore, badate, è importante che attorno al discorso della ferrovia nasca un trasporto urbano territoriale, perché i paesi dell'interno vivono anch'essi il problema del viaggiare, con pullman obsoleti per arrivare a Nuoro, da Sorgono, da Mamoia, da Gavoi, da come si chiama, si viaggia anche lì una volta al giorno in condizioni che non vanno bene, un trasporto urbano, i diritti. Chiudo dicendo una cosa, tutto sta nelle nostre mani, non sta nelle mani degli altri. Come sindaci abbiamo pensato di andare a Roma
e rappresentare al capo dello Stato, garante dei diritti, che questa non è una terra che appartiene a un'altra repubblica, appartiene alla Repubblica Italiana. E se le classi politiche regionali e anche nazionali non rispondono, il garante della Costituzione dovrà farsi carico di questa ingiustizia profonda che va perpetrata al territorio che ha la dignità di avere i servizi che merita. Allora ragazzi, volevo dirvi, io non sogno, bisogna che voi andiate adesso dai vostri amici, compagni e raccontiate l'esperienza di oggi, dove abbiamo sentito che contiamo, tutti contiamo, e contiamo solo se vogliamo contare, se vogliamo stare insieme. Questo sogno oggi, in poco, sono piccoli passi, si è avverato. Siamo tutti qui insieme per lottare perché ritorniamo a una società che vede l'uomo al primo posto, non gli algoritmi o i numeri. Se non conviene a chi qualcosa? Un malato quindi vale meno di un altro malato se gli chiudono l'ospedale perché non conviene tenerlo aperto? O un viaggiatore che deve andare a studiare, a lavorare, vale meno di un altro lavoratore perché non conviene? Questo teorema, questo algoritmo va schiacciato, ragazzi, è per voi, perché questo mondo sta diventando così e lo vivrete voi. Quindi tornate a casa, invitate anche altri. Questa manifestazione non sarà l'unica, ce ne saranno altre. Daniela Falconi. Buongiorno a tutti e a tutte. È un'emozione essere qui, ma sinceramente non siamo davvero tutti stanchi di essere definiti la provincia più povera d'Italia? Io decisamente sì. E se siamo qui oggi è proprio per urlare forte che i nostri diritti, i vostri diritti, non possono più essere calpestati in questo modo. Questa società che ci hanno fatto vedere prima per 3 volte in 7 giorni ha lasciato gli studenti di Fonni a piedi, togliendo loro il diritto di venire a scuola. Se chiediamo dei diritti alla mobilità, alla sanità, avete visto quante persone oggi hanno manifestato per la sanità, significa che vogliamo ancora credere che i nostri paesi, il nostro territorio hanno un futuro. Io non solo non mi arrendo, ma continuerò a combattere insieme a tutti voi per garantire che il nostro territorio non muoia e non si desertifichi, perché siamo veramente stanchi. Abbiamo i soldi ci sono per infrastrutturazione, per fare ciò che manca e che tutte le regioni d'Italia hanno. Non capiamo e continueremo a chiedere che questi diritti vengano garantiti. Quindi grazie a tutti, soprattutto ai giovani, che ripeto, il futuro è vostro. Ospedale San Camillo, ti vedo. Ci sono altri ospedali che devono sollevare l'insegna? Mostriamoci, perché stiamo combattendo insieme una battaglia. Adesso volevamo chiamare alcuni imprenditori che molto velocemente spiegano perché dobbiamo lottare, perché l'imprenditore investe nel territorio, ma se non glielo permettono chiude. Quindi chiamerei subito Giuseppe Mastio dell'Associazione degli Industriali di Nuoro, che ci spiega perfettamente il sistema. C'è Giuseppe? Andiamo avanti, allora vado a Giampiero Pittorra. Ah, sta arrivando? Dove sei? Oh, perdonami, non ti vedevo. Grazie, complimenti per come ti sali i gradini. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Mastio, vicepresidente di Confindustria. Porto i saluti dal presidente Bitti, che oggi non è potuto venire perché era un impegno preso precedentemente a Cagliari proprio in Confindustria. Allora, che dire appunto di questa ferrovia? Noi la sosteniamo, l'abbiamo sostenuto da subito e cerchiamo di continuare a sostenerla appunto con tutte le forze. Pensate che nel 1982 l'allora presidente di Confindustria, il geometra Berardi, scrisse un libro dove suggeriva quello che doveva essere lo sviluppo del nuorese. Fra le cose praticamente lui ha messo in prima linea proprio la ferrovia, questo collegamento di cui stiamo parlando oggi. 1982-2022, stiamo parlando di 40 anni fa.
e stiamo qui ancora a parlare, solo a parlare. Allora, io dico che bisognerebbe partire dal discorso dell'ARST. Secondo me, mi pare che sia un problema grosso questo. L'ARST che non la vuole mollare, questa ferrovia, ma perché? Ma se l'ARST è della regione, perché stiamo parlando di ARST? E allora i signori che ci rappresentano, perché non vanno dal Presidente della regione e fanno un'interpellanza perché la regione non vuole mollare questa ferrovia? Questo mi sembra che sia una cosa da fare, questo la deve fare chi ci rappresenta, perché altrimenti continuiamo a rimbalzare la palla a cui non si sa veramente chi ha ragione e chi ha torto. I politici continuano naturalmente a sostenere questa cosa, però non lo fanno nelle sedi opportune e questo non si riesce a capire. Appunto questa ferrovia che è utile e indispensabile per lo sviluppo del territorio, come scrissi in giorni popolari, io credo che lo dobbiamo sostenere tutti con tutte le forze, ma fino a quando noi, tutti i territori del nuovo regione, non scendiamo in piazza e fermiamo tutto e reagiamo perché mi pare che ci sia un ormai ce ne sono parlati in questo momento, le imprese che non possono certamente investire qui perché stanno scappando, specialmente adesso che è stata fatta la ZES, praticamente la ZES Sardegna, Nuoro è rimasta ancora una volta fuori, il buco nella ciambella puntualmente, tutto a Cagliari, sui 2700 ettari di ZES praticamente 1600 sono andate a Cagliari. Allora noi dobbiamo reagire a tutto questo perché stanno continuando a isolarci, non possiamo stare a guardare e chi ci rappresenta, voglio dire, faccia la sua parte. Grazie. Allora, stiamo terminando piano piano. Io chiamerei qua Giampiero Pittorra, ingegnere e imprenditore di Prato Sardo, a darci un piccolo input molto breve perché sono un po' tutti stanchi e dobbiamo fare sintesi. Sì, grazie. Io non sono un oratore, dico soltanto e porto la nostra esperienza diretta. Noi abbiamo l'azienda Prato Sardo, sono il presidente anche del consorzio operatori e ogni giorno lottiamo con questo problema delle ferrovie. Qua ho due ragazze che vengono da Macomere e da Biroli, che hanno fatto una di loro l'ITS e fin dall'inizio ci siamo scontrati con questo problema, cosa che inizialmente avevo ignorato. Io ho studiato fuori, mi rendo conto che un tempo a Roma si poteva andare con pochissime lire, c'erano le ferrovie dello Stato per quanto riguarda i trasporti, c'era anche il traghetto e si arrivava e si poteva dignitosamente studiare. Oggi io ritengo che se non abbiamo la capacità di reagire, perché dobbiamo reagire per l'istruzione, perché se non c'è istruzione non c'è impresa, se non c'è impresa non c'è lavoro. Noi dobbiamo resistere e dobbiamo fare una battaglia tutti uniti trasversalmente e andare a Cagliari e pretendere questo treno, perché è il treno, io lo chiamo della speranza. Raccontavo prima dell'efficienza del treno. Loro pagano 55 euro al mese per fare la tratta Nuoro Macomere e Biroli, parliamo di 2 euro. Questo perché è possibile? Pur avendo un treno, chiamiamolo così treno per modo di dire, che è altamente inefficiente, già questo dimostra che è un aspetto economico fondamentale. Oggi si parla sempre di ecosostenibilità, di mobilità sostenibile. Dobbiamo iniziare da questi presupposti: trasporti rapidi, veloci ed economici. Solo in questo modo noi potremo uscire dall'isolamento a cui sta costringendo tutta l'Italia, la città di Nuoro e la provincia di Nuoro. È una vergogna nazionale che Nuoro sia il capoluogo, venata grazie ad Eledda, la prima donna a avere il premio Nobel in Italia, e siamo ancora l'unico capoluogo di provincia a non essere raggiunta dalle ferrovie dello Stato. Io sono stata a Matera, dove abbiamo fatto anche degli impianti e loro hanno usufruito di questo fondo, quindi voglio dirvi, dobbiamo andare uniti a Cagliari e tutte le istituzioni per fare questa battaglia, perché come io sono rientrato dal continente per scommettere in questo territorio da imprenditore e poi ho realizzato il mio sogno, lo sto portando avanti, voglio che altri giovani possano tornare nel territorio e fare le battaglie e far rinascere la città di Nuoro, la Barbagia e tutta la provincia di Nuoro. Grazie.
Allora, stiamo veramente per terminare, ci sono due interventi, uno è un ragazzo e l'altro è il presidente del consiglio comunale, e quindi il microfono mio. Antonio Forma è venuto da Macomè. Ah, giusto, è vero, dov'è? Antonio Forma, vieni. Vieni da Macomè, che tu sei venuto in macchina o in treno? Per essere veloce in macchina, vero? Buongiorno, io sono un abitante del territorio e ogni giorno faccio 120 km con la mia autovettura privata perché da Sarule vado a Macomer. Prima impiegavo mezz'ora a recarmi sul posto di lavoro, le strade provinciali sono completamente distrutte e fanno molto danno alle automobili, quindi devo allungare la strada sulla statale. Certo, se avessi avuto a disposizione il treno sarebbe stata una vera benedizione. Se non abbiamo un sistema di trasporti moderno ed adeguato, non possiamo abitare il territorio, quindi io ad un certo punto dovrò scegliere di chiudere la mia casa a Sarule, un altro vicinato abbandonato nel mio paese già mezzo spopolato, e dovrò andare ad abitare o a Macomero oppure trasferirmi ad Olbia, ad esempio. Ora, il treno consente di abbassare drasticamente le spese di trasporto ed è anche un sistema molto razionale. Voi immaginate la mattina il traffico sulla strada statale Nuoro-Macomere è molto pericoloso ed è come fare una corsa su strada, una prova speciale che è molto faticosa. Ora, le cose vanno sempre viste in prospettiva storica. La ferrovia, ad esempio in Gran Bretagna 200 anni fa, consentì all'Inghilterra di fiorire. Vi faccio un esempio ancora più drastico. Nel 1930 nei nostri paesi della Barbagia si era diffusa la moda del Liberty. Come facevano nei nostri paesi ad essere così aggiornati? Perché c'era la ferrovia, c'era un traffico di merci da Cagliari a Macomer, da Macomer a Nuoro, e quindi da Nuoro con i carri portavano tonnellate, decine di tonnellate di merci. 100 anni fa erano perfettamente inseriti nelle mode che c'erano in tutta Italia. Adesso, con tutta la tecnologia che abbiamo, paradossalmente stiamo tornando indietro. Stiamo peggio di 100 anni fa del tempo di mio bisnonno, e questa è una vergogna. Grazie. Stiamo terminando, come vi ho già detto, gli ultimi interventi che chiuderanno, poi ci salutiamo, anzi ci diamo un arrivederci. Io chiamerei qua, c'era Stefano che avevo chiamato, Stefano Baroggio del Ciusa, l'abbiamo trovato, eccoci qua. Vai Stefano. Ciao a tutti. Allora, io sono uno studente come la maggior parte di voi e penso che abbiamo bisogno dei diritti e dei pullman che ci permettono di arrivare a scuola, che senza saremo in una situazione che è ingestibile. Nessuno ha il pullman e ci ritroviamo prendendo dei pullman che sono completamente disumani, e quando ne prendiamo uno non ci stiamo in quanti dobbiamo. Mettete che in un pullman ci stanno 50 persone, 30 salgono, 20 rimangono fuori. Quindi vorrei dire che al posto di rimanere come il resto della Sardegna bisogna farci valere e non essere degli studenti di serie B, dato che siamo come tutti gli studenti. Prova. Come tutti gli studenti d'Italia abbiamo il diritto dei pullman. Grazie. Bravo. Allora ora io vorrei parlare un antico imprenditore, Gonario Santoni. Velocemente Gonario, vieni, dacci la tua velocissima testimonianza. Io non mi dilungherò, non voglio andare lontano con descrizioni della mia storia perché ci vorrebbe ben altro di tempo. Voglio solamente dire ai giovani, che lo sono stato anch'io, giovane in mezzo alle grandi difficoltà, quasi alla fame, ma tenevo sempre, poi sempre duro per andare a studiare e per cercare di realizzare ciò che avevo in testa, essere un costruttore, e l'ho fatto per 45 anni. Oggi io
penso che pensare al treno è la cosa migliore che ci sia, stando tutti uniti nelle categorie, perché io vi posso dire che ho lavorato a Nuoro e a Olbia. Quando a Olbia arrivavano i materiali io risparmiavo tutti i trasporti che ci volevano per venire a Nuoro e a Olbia guadagnavo molto di più perché mi rimanevano le risorse che ci volevano col commatto. Dopodiché io dico ai giovani: bisogna caricare con l'alito sul collo le idee per mandare avanti questo problema della ferrovia. Grazie. Sì, dobbiamo ascoltarli i nostri vecchi perché hanno sempre qualcosa da dirci. Abbiamo chiuso, chiamiamo Sebastian Cocco qua, insieme facciamo una sintesi, però vi voglio dire questo, amici. Vi chiamo amici perché abbiamo condiviso il sole, il vento, abbiamo condiviso la fatica di stare in piedi, anche la tensione di dover parlare a voi, senza annoiarvi, per convincervi che le battaglie vanno combattute e che dobbiamo combatterle insieme, perché soltanto con la forza si può ottenere ciò che noi speriamo di ottenere per le nostre vite. Sebastian. Grazie e ben trovato. Buongiorno a tutti. Io da questa giornata traggo tantissime lezioni. La prima è quella dell'impegno civico di Claudio Solinas, al quale dobbiamo fare un forte applauso, perché nessuno ci avrebbe creduto che saremmo arrivati a questa mobilitazione di gente, di piazza, di popolo per questo diritto così importante. La seconda lezione è quella che viene dall'unità di oggi, cioè l'unità tra le generazioni. Io forse da quando ero studente io che non vedevo questa grande manifestazione tra giovani e adulti che hanno purtroppo lasciato in eredità una situazione così scandalosa. Oggi siamo qui presenti, abbiamo convocato formalmente il Consiglio Comunale in questa piazza per testimoniare concretamente la presenza dei consiglieri comunali che sono qui al mio fianco, che rappresentano la città ma che si vogliono fare portavoce di una voce intera del territorio del centro Sardegna. Prima non so se Gianluca o Claudio dicevano che c'erano 500 studenti. Il peso grosso è chi non c'è oggi, non sono i presenti, chi sono gli assenti. Noi siamo 20 giorni senza l'assessore regionale ai trasporti, perché quel ruolo è ancora oggetto di battaglie per poltrone, battaglie politiche. Stiamo parlando al vento e quindi oggi siamo qui davanti alla stazione. La stazione da sempre è la metafora di arrivi, di partenze, di fermate. Io direi di far fermare qua l'incapacità e l'incultura di certa classe politica e di far partire il treno verso il futuro. Grazie a tutti. Allora chiuderà Claudio, giusto, inizia, lui finisce. E io vi dico che ringraziamo tutti quanti quelli che qui hanno permesso che questa manifestazione avvenisse in modo pacifico. Grazie alle forze dell'ordine, sempre presenti, grazie. Grazie a tutti quelli che hanno voluto fare una manifestazione pacifica, perché bastano 2 o 3 persone che gridano e succede il finimondo. Ringrazio i giovani che hanno ascoltato con fatica, anche se a volte parliamo in modo pesante e noioso. E chiedo scusa ai sindaci che non hanno parlato, non c'era spazio per far parlare tutti. Io avevo una scaletta molto serrata e ho cercato di essere veloce e servizievole. Chiude Claudio, grazie per avermi ascoltato, grazie. Allora, io chiudo in questo modo. Ho invitato, credo di aver mandato 200 inviti per questa manifestazione alle istituzioni, all'ARST, che è il vero problema e che impedisce assolutamente alle aree interne della Sardegna di poter decollare. Allora ho mandato appunto una mail, una PEC di invito all'amministratore unico che non è venuto. Ho mandato un invito formale alla direttrice dei trasporti dell'assessorato, allora, che sappiamo tutti gestisce il servizio trasporti, anche in considerazione del fatto che l'assessore si è dimesso. Lei, la direttrice dei trasporti, non ha neanche risposto, non ha avuto neanche il garbo
istituzionale di rispondere. Io spero che possa guardare quello che è accaduto oggi, che ci sono migliaia anche di giovani che chiedono un treno veloce che connetta le aree interne della Sardegna con tutti i capoluoghi, porti e aeroporti, e che tutti quei sardi che abitano a Cagliari, a Sassari, a Oristano e il Sulcis, perché dovete sapere che anche il Sulcis ha la ferrovia nazionale, gli unici siamo noi, tutti i sardi possono convenire a nuove in treno, perché il treno è il volano dello sviluppo, vuol dire crescita, vuol dire possibilità di spostarsi in tutte le parti della Sardegna, e per i giovani vuol dire anche la possibilità di frequentare le università nelle sedi storiche, Sassari e Cagliari, senza gravare sui bilanci familiari. Le famiglie che sono costrette a locare una camera per i loro figli, e che invece i figli studenti possono assolutamente prendere un comodo treno e non alloggiare per un anno a Cagliari e Sassari e poi ripetere il contratto per 4-5 anni. È un onere economico incredibile che pesa sui bilanci familiari, perché la mancanza di accessibilità ferroviaria, questo è solo un esempio, impedisce il pendolarismo degli studenti, dei pazienti, dei medici che scappano da Nuoro, e abbiamo l'ospedale sguarnito e gli infermieri che scappano perché non vogliono più restare, vorrebbero rimanere a Oristano, a Cagliari. Se avessero un comodo treno che li porta in 2 ore a Nuoro, resterebbero. Ma è possibile che un ragionamento così semplice non possa arrivare nelle menti di chi può decidere le sorti di questa provincia? È un ragionamento semplicissimo. Il treno aiuta la sanità, che si sta depauperando di risorse importantissime per questo territorio, e impedisce ai pazienti di poter essere curati, e i pazienti stessi ricorrono all'auto per gli spostamenti, anche per le visite, perché il San Francesco non ce la fa, e di conseguenza i pazienti sono costretti a spostarsi al Mater o a Cagliari o Oristano. È gravissimo tutto ciò. Concludo ringraziandovi, perché veramente siete stati tantissimi, siete stati molto pazienti, avete partecipato tantissimo, e ringrazio soprattutto i giovani, gli studenti, che si vede sono sensibili a questo tema, anche se i trasporti possono sembrare un po' lontani, i trasporti sono essenziali, come la sanità e la scuola. Grazie a tutti. Claudio. Sì. Claudio. Siamo col principale fautore. Hai condiviso? Moltissimo. Possiamo fare un attimino, vi dico una cosa. L'abbiamo fatta.
Grazie Claudio. Sonia, più qua che c'è più silenzio. Claudio, la possiamo fare? Grazie di tutto Claudio, ciao! Vieni Claudio, lo so che siamo, ci mettiamo magari davanti al treno così. Facciamo questa immagine, fatto bene. Allora Claudio, Andiamo dove c'è il treno, andiamo dove c'è il treno, dai, facciamo così, chiudiamo questa manifestazione in bellezza. In tutte le regioni italiane e in modo particolare anche nei territori meno avvantaggiati come appunto il nostro, e invece ci troviamo ancora ad attendere qualcosa che ci è dovuto e rimaniamo ancora una provincia che non ha in dotazione una ferrovia dello Stato rapida, veloce, efficiente, che ci connetta con tutti i capoluoghi e con tutti i porti e gli aeroporti. Claudio, ti ricordi che noi di cronache l'avevamo scritto che mancava un progetto e quindi insomma avevamo anche un po' anticipato rispetto ai tempi quando si credeva che in realtà ci fosse, perché non hanno preso in considerazione, diciamo, la scheda che voi avevate fatto. No, guardati, volevamo capire esatto. questo inghippo. Allora, il progetto, attenzione, il PNRR non bisognava mandare un progetto, bisognava mandare una scheda tecnica. La Regione ha mandato una scheda tecnica esattamente come le altre zone che hanno ricevuto l'accoglimento. Quindi è stata inviata una scheda tecnica che era quella che il PNRR richiedeva. Il progetto lo fa poi Italferr una volta che si supera lo studio di fattibilità e che c'è una volontà politica di far passare la scheda, e dopodiché, superato lo studio di fattibilità, poi viene dato il finanziamento. Allora, sulla Nuoro-Olbia si deve dire questo: la scheda è servita ad inserire il collegamento Nuoro-Olbia nel documento strategico nazionale, e RFI ha concluso il suo studio dicendo: possiamo prendere in considerazione la Nuoro-Olbia, ma dobbiamo trasformare la Nuoro-Macomer. Quindi RFI non è che non ha accolto la scheda perché mancava il progetto, no, c'è un problema che ARST resiste a non voler cedere la linea. La scheda tecnica sarebbe perfetta, c'è una resistenza ARST. C'è una resistenza sì. ARST, quindi c'è un doppio problema, quindi c'è un problema che non RFI stessa che dice: ecco, noi prendiamo in considerazione la Nuoro-Olbia ma dobbiamo trasformare la Nuoro-Macomer. Quindi a questo punto qual è la conclusione logica? Che probabilmente ARST non vuole cedere. Ed è anche il problema per cui il Nuorese sì. è stato tagliato fuori in qualche modo. Esatto. In qualche modo. Ascolta. Però c'è interesse da parte di RFI, c'è interesse perché lo dice RFI stessa, che si deve trasformare la linea. Ascolta, la prossima tappa quale sarà? Noi continueremo in tutto quest'autunno con flash mob e ci faremo ancora sentire. A Roma si va? O in Sardegna? In Sardegna e vediamo anche a Roma. Io sono disponibile, anche se mi chiamano, anche ad andare. Abbiamo fatto la battuta a Fabrizio Becco che si va in bicicletta, visto che c'è la pista ciclabile, che noi la contestiamo noi nuoresi, ma in realtà non è a scartamento ridotto, quindi possiamo andare veloci almeno in bicicletta. Grazie Claudio. Allora, quanti eravamo oggi in piazza? 500 studenti ci hanno dato... secondo me erano molti di più, ecco. All'inizio sembrava 500, almeno un migliaio. Complessivamente eravamo più di 1000, perché era molto larga la piazza. Quindi c'era anche quella, avete anche ripreso, c'è stata una sorta di catena anche con un congiungimento con la sanità. Quindi abbiamo detto, noi dall'inizio abbiamo scherzato, abbiamo detto un po' un doppio binario questa giornata di oggi. Però una manifestazione sui trasporti che porta più di 1000 persone in piazza
veramente è simbolica, perché vuol dire che c'è un grande interesse, una grande sensibilità, nonostante i trasporti non siano paragonabili alla sanità, ovviamente, non sei... anche da un punto di vista emotivo. Certo, il fatto che non ti sei candidato ci fa spiccare in positivo, perché in genere chi diventa politico poi si dimentica di essere cittadino. No, io sono un cittadino e voglio esserlo fino alla vittoria della causa, appunto, e sono anche un avvocato, quindi ci tengo a dirlo. Grazie. Io sono apolitico. Grazie per averci seguito. Va bene. Grazie, Okay. grazie Claudio. Grazie. Grazie a te, ciao. Poi ci sentiamo con calma, grazie. Dai, noi abbiamo fatto anche